Buongiorno, le principali notizie. Mafia morto nel carcere di Opera di Milano. Nitto Santapaola, lo storico capo della cosca catanese detenuto al 41 bis, stava scontando l'ergastolo. Non si è mai pentito, svelato segreti e affari illeciti. A Niscemi va avanti l'inchiesta della Procura di Gela, acquisiti atti sui fondi per lavori di consolidamento della frana del 1997, 10 milioni di euro stanziati e non spesi. A Catania la testimonianza shock dell'amica della donna romena trovata morta vicino al porto. Fanno male alle donne deboli, anche io violentata. Oggi l'autopsia sul corpo della 36enne. La guerra in Medio Oriente travolge anche Dubai, cuore turistico e finanziario degli Emirati. Migliaia di voli cancellati, oltre 20.000 italiani coinvolti, per 200 tra studenti e tutor, fra loro anche siciliani. In giornata il ritorno a casa. A Catania sporcizia e scarafaggi in 2 macellerie della fiera, che è chiuso per carenze igienico-sanitarie anche il ristorante di un centro commerciale. Alla scoperta della nave più antica al mondo, in mostra a Gela dopo 20 anni di studi e un lungo restauro. Calcio, con la sconfitta dell'Adriatico il Palermo si allontana dalla vetta. Inzaghi: non siamo stati gli stessi delle ultime partite. Serie C, solo un pari del Catania Salerno, rossazzurri attesi giovedì dalla sfida di alta classifica contro il Benevento, volato a +7. Buongiorno, eccoci, benvenute e benvenuti. Dunque è morto ieri a Milano Nitto Santapaola, storico capo dei capi della cosca catanese. Il boss era sofferente da tempo, ma negli ultimi giorni le sue condizioni erano peggiorate, stava scontando l'ergastolo nel carcere di Opera, dove era detenuto al 41 bis. A capo dei Corleonesi fu anche condannato anche per le stragi di Capaci e Via D'Amelio. Orazio Longo. Era malato da tempo, ma le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni. Benedetto Nitto Santapaola è morto ieri a 87 anni nel reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano, dove era stato ricoverato di recente. Disposta l'autopsia, Santapaola era detenuto al 41 bis nel carcere di Opera, dove stava scontando l'ergastolo. Storico capo dei capi della mafia catanese, la sua cattura era avvenuta il 18 maggio del 93 in un casolare del Calatino, dopo 11 anni di latitanza. Soprannominato il cacciatore per la sua passione o il licantropo, Santapaola era considerato uno tra i più potenti boss di Cosa Nostra, con forti legami con l'imprenditoria, tanto che negli anni 70 inaugura concessionarie di auto alla presenza di questore, prefetto, arcivescovo e amministratori pubblici. Nato a Catania nel 1938, coinvolto in diversi procedimenti giudiziari, è stato il leader indiscusso del clan Santapaola Ercolano, consolidando il suo potere grazie ad alleanze strategiche con i vertici dell'organizzazione mafiosa siciliana fino ai Corleonesi di Totò Riina, che ufficialmente sostenne nella strategia degli attentati, rifiutandosi però di commettere omicidi eccellenti a Catania per evitare l'interesse dello Stato nella sua area di influenza ed espandendo il suo potere nel controllo degli appalti pubblici, delle estorsioni e del traffico di sostanze stupefacenti. Fu condannato tra i mandanti delle stragi di Capaci e Via D'Amelio e di una serie di omicidi, tra cui quello del poliziotto Giovanni Lizio e del giornalista Giuseppe Fava. La sua cosca fu protagonista di sanguinose faide, è stato accusato di avere continuato a gestire il clan anche da detenuto e per questo gli è stata più volte rigettata la richiesta dei domiciliari. Mentre la Procura di Gela indaga sulle cause della frana di Niscemi e sui finanziamenti mai utilizzati per mettere in sicurezza il territorio, la Regione avvia i primi ristori per le imprese colpite. Tra inchiesta giudiziaria e aiuti economici emergono ritardi, responsabilità e interrogativi ancora aperti. GR Italia. È un'indagine che scava nel passato per capire le responsabilità del presente, quella avviata dalla Procura di Gela sulla frana di Niscemi. I magistrati del pool frana, coordinati dal procuratore capo Salvatore Vella, stanno passando al setaccio documentazione tecnica e atti amministrativi per ricostruire perché non siano mai stati realizzati gli interventi di consolidamento e di sistemazione idraulica del torrente Benefizio, fondamentali per la sicurezza dell'area. Sotto la lente finiscono anche i progetti legati alla frattura del territorio a valle dell'ex depuratore, già colpito da una grave frana nel
1997. Per quei lavori erano stati stanziati oltre 10 milioni di euro, ma gli interventi non sono mai partiti. Un finanziamento rimasto bloccato per anni in un complesso iter burocratico negli uffici regionali, che solo lo scorso anno ha portato alla nomina del responsabile unico del procedimento. Da 2 settimane i PM hanno avviato le audizioni delle persone informate sui fatti, affiancati da 3 consulenti tecnici. L'obiettivo è accertare eventuali responsabilità e capire se i ritardi abbiano contribuito al disastro. Intanto, sul fronte degli aiuti, dalla prossima settimana partiranno i primi pagamenti dei contributi regionali alle imprese danneggiate dalla frana e dal ciclone Harry. Sono circa 1200 le domande presentate, 60 solo da Niscemi. I ristori fino a un massimo di 20.000 euro per azienda saranno erogati direttamente ai beneficiari. La regione promette rapidità e nessuna esclusione, ma mentre arrivano i primi fondi resta aperta la questione centrale: perché risorse già disponibili non sono mai state trasformate in opere di prevenzione? Una domanda a cui ora prova a rispondere l'inchiesta. Adele uccisa dai mostri. A Sicilia 24 parla l'amica della donna romena trovata morta vicino al porto di Catania. Era una donna solitaria, ci confida, ma dava tutto il cuore. Si indaga per omicidio. Oggi l'autopsia sul corpo della 36enne. Tonino De Mana. Lo dovete chiedere ai mostri che ci sono qua a Catania. Ai mostri? Sì. Lo ripete più di una volta con un filo di voce e parla di mostri. Quei mostri hanno ucciso la sua migliore amica Elisabetta Volchiar, che tutti conoscevano con il nome di Adele, trovata morta in un edificio abbandonato che in passato ospitava l'ex consorzio agrario a pochi metri dal porto di Catania. La vittima, 36 anni, nazionalità romena, aveva segni evidenti di percosse e qualche ferita d'arma da taglio, specie alle braccia e al collo. L'autopsia, prevista tra domani e mercoledì, potrà fornire elementi utili agli investigatori. Si indaga per omicidio. Non hanno dubbi gli investigatori, che stanno puntando l'attenzione sul mondo della prostituzione e del crack. Non si dà pace Carolina, proveniente dalla Repubblica Dominicana ed amica di Adele. Mi piace fare male alle persone, alle donne deboli, come Adele, come me, come tanti altri. Era un pochino solitaria, però quando si è affezionata ti dava tutto il cuore. Condividevano il cibo, poco per la verità, e a volte qualche dose. Tu hai mai fatto uso di droga? Sì. Quanto costa una bustina di crack? Non ce la fare i vostri. Prima di andare via, Carolina ci fa una confessione e ci racconta di essere stata stuprata anche lei. Un anno fa, sì, da 2 non ne posso dire né animali né esseri umani. Che cosa ti hanno fatto? Di tutto. Sotto gli archi della manina. Carolina e Adele, 2 storie simili e dolorose in una città che a volte mostra lati oscuri, segnati da malaffare e indifferenza. La guerra in Medio Oriente travolge anche Dubai, cuore turistico e finanziario degli Emirati. Oltre 20.000 gli italiani coinvolti, e ci sono anche studenti bloccati per un gruppo di loro, tra questi ci sono anche siciliani. Per fortuna oggi il ritorno a casa. Simona Mazzona. Tornano a casa gli studenti bloccati a Dubai e provenienti da tutta Italia. Tra loro anche un gruppo di siciliani, tutti appartenenti al World Students Connection, che si trovano negli Emirati Arabi per partecipare a una simulazione nell'ambito del progetto L'Ambasciatore del Futuro. Sono circa 124 minorenni e 66 maggiorenni tra studenti, docenti e staff. Abbiamo un volo di rientro schedulato per domani verso l'ora di pranzo da Abu Dhabi, quindi ci scorteranno da Dubai ad Abu Dhabi e avremo il volo diretto su Milano Malpensa che appunto ci riporterà in patria domani. Gli studenti in queste ore si trovano al sicuro all'interno di 2 hotel con i loro tutor che confermano di non aver vissuto situazioni di pericolo e che tutti i ragazzi stanno bene e non sono mai stati lasciati soli da Farnesina, governo, ambasciata e consolato. La paura c'è stata, ma adesso si torna a casa. I ragazzi sono al 7° cielo e lo sono ancora di più le famiglie.
e non vediamo l'ora tutti quanti di ritornare a casa e di abbracciare i nostri cari. Tra i siciliani bloccati a Dubai, l'imprenditrice digitale palermitana Giorgia Accolla, che con il suo fidanzato vive e lavora negli Emirati da 3 anni. Da sabato scorso hanno messo a disposizione la propria casa a pochi chilometri da Dubai per ospitare amici e conoscenti che invece abitano in centro. Stiamo cercando, ripeto, di rimanere lucidi. Ci sono valigie e scarpe già pronte sull'uscita della porta, magari dei pacchi anche pronti, magari di spesa. C'è un po' di caos. E non va bene per gli spazi aerei, molti sono chiusi e passeggeri bloccati in alcuni aeroporti, anche a Catania non si vola per Dubai e tra i viaggiatori serpeggiano sentimenti di tensione e preoccupazione. Adelaide Barbagallo. La guerra in Medio Oriente con l'attacco di USA e Israele all'Iran sta creando caos nei cieli di tutto il mondo, innescando quella che gli esperti definiscono la più grave interruzione del traffico aereo globale dai tempi del Covid. Chiusi gli spazi aerei di Iran, Iraq, Israele, Siria, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, sono decine di migliaia i passeggeri bloccati in scali cruciali come Dubai e Doha o con voli cancellati verso l'Europa e il Nord America. Voli per Dubai sospesi all'aeroporto di Catania. La compagnia aerea fa conoscere di volta in volta, lo stesso giorno, lo stato dei voli. Prossima data utile sarà mercoledì e sarà lo stesso giorno, cioè il 4 marzo, che la compagnia aerea farà conoscere ai viaggiatori se potranno viaggiare o meno. Tensione e preoccupazione tra i passeggeri in partenza o arrivo nello scalo catanese. Per andare all'estero sì, però noi abbiamo volato in Italia, quindi i problemi non ce ne sono stati, ecco. C'è una tensione di base, ma al di là se prendi l'aereo o no, cioè c'è proprio una tensione di base in generale, secondo me. In questo momento non mi sposterei fuori dall'Italia per come la situazione attuale. Le ripercussioni ci saranno, quindi c'è paura in generale che qualcosa di brutto possa accadere, sì. Secondo le normative internazionali, in caso di cancellazione di un volo, la compagnia è obbligata a rimborsare il biglietto, a riprogrammare su un volo alternativo o in altra data. Non è obbligata però a dare al passeggero un indennizzo quando la chiusura dello spazio aereo è per motivi bellici, perché questa circostanza rientra nelle cause di forza maggiore. 3 giovani sono stati arrestati a Caltanissetta durante un controllo vicino al carcere Malaspina. Secondo gli investigatori stavano preparando un'azione per introdurre droga e cellulari all'interno dell'istituto utilizzando un drone. Rita Cinardi. Avrebbero voluto far arrivare droga e cellulari dentro il carcere Malaspina di Caltanissetta utilizzando un drone, ma il loro piano è stato scoperto e bloccato dai carabinieri durante un controllo notturno in centro città. In manette 3 giovani originari della Puglia, un uomo di 29 anni e 2 sue coetanee, fermati a pochi metri dall'istituto penitenziario. I militari della sezione radiomobile hanno notato l'auto ferma in una zona ritenuta sensibile e hanno deciso di approfondire. Dentro il veicolo c'era tutto il necessario: un drone professionale con accessori, 18 smartphone già suddivisi in buste, 300 grammi di hashish divisi in dosi, una bobina di filo d'acciaio e quasi 14.000 euro in contanti. Secondo gli investigatori il materiale era pronto per essere trasportato oltre le mura con un sorvolo notturno dell'area carceraria. Il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 29enne, mentre per le 2 donne è scattato l'obbligo di dimora con prescrizioni. L'intero materiale è stato posto sotto sequestro. Depositata la motivazione della Corte d'Appello di Caltanissetta sulla sentenza con cui a maggio del 2024 aveva dichiarato prescritta l'accusa di calunnia aggravata dall'aver favorito la mafia contestata ai poliziotti Bo, Mattei e Ribaudo, finiti sotto processo per il depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio. Simona Mazzone. Depositate dalla Corte d'Appello di Caltanissetta le motivazioni della sentenza che ha dichiarato prescritte le imputazioni a carico dell'ex dirigente Bo e degli ispettori Mattei e Ribaudo, i 3 poliziotti imputati del depistaggio delle indagini sulla strage Borsellino, costata la vita al magistrato e a 5 agenti della scorta. Tutti accusati di calunnia aggravata dall'aver favorito la mafia sono stati prosciolti per prescrizione nel maggio 2024, ma è dura la sentenza dei giudici che citano l'ex capo della Mobile di Palermo, Arnaldo La Barbera, deceduto nel 2002, che con la sua azione nel depistare le indagini volle agevolare chi intendeva tutelare assetti di interessi e di potere diversi e più compositi del sodalizio mafioso che procedette all'esecuzione dell'attentato. L'unico dato certo, scrive la Corte, è che egli intese favorire l'impunità di soggetti diversi da Cosa Nostra, colpendo comunque almeno in una sua parte questa organizzazione e lasciandone indenni alcuni esponenti.
La ricostruzione dell'attentato a Borsellino del pool di La Barbera, poi sconfessata dal collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza, è basata su pentiti costruiti ad arte, come Vincenzo Scarantino, portò alla condanna all'ergastolo di 8 innocenti che poi chiesero e ottennero la revisione del processo. La Barbera, scrive il collegio, stava agevolando alcuni esponenti di Cosa Nostra su direttive impartitegli dall'alto per preservare alcune responsabilità istituzionali, ma non vi è prova che egli fosse a conoscenza del fatto che quella sua attività avrebbe comportato il perseguimento di un interesse e di un vantaggio per tutta l'organizzazione. Una precisazione che consente ai giudici di far cadere l'aggravante mafiosa dalle accuse rivolte ai 3 imputati, complici del loro capo, e di dichiarare la prescrizione delle accuse. Breve pausa e poi a Catania, scoperta sporcizie e scarafaggi in 2 macellerie della fiera. Operazione interforze per la sicurezza alimentare a Catania, trovata carne tra i rifiuti, cucine infestate da scarafaggi e reiterate violazioni igienico-sanitarie. Luca Ciliberti. A Catania una task force interforze coordinata dalla polizia ha condotto controlli mirati sulla filiera alimentare dai grossisti del massa al commercio del taglio nell'area del mercato di Piazza Carlo Alberto, la cosiddetta Feroluni. Il bilancio complessivo supera i 42.000 euro di sanzioni con la chiusura e la sospensione di alcune attività. Il caso più grave riguarda una macelleria nella zona del mercato di Piazza Carlo Alberto, riscontrate numerose carenze igienico-sanitarie. La carne, ad esempio, era conservata per terra tra sporcizia e detersivi corrosivi. All'interno trovate anche 2 lavoratori irregolari, impianti non conformi a rischio incendio, alimenti privi dei più elementari requisiti di tracciabilità. In questo caso sono stati distrutti 260 kg di merce alimentare. In un'altra macelleria della zona, già sanzionata in precedenza, è stata disposta la chiusura per reiterate violazioni, sequestrati 30 kg di carne non tracciabile. Durante le verifiche i poliziotti hanno notato la presenza in strada di un venditore ambulante di pesce che aveva sul bancone materie prime senza ghiaccio e senza adeguati impianti di refrigerazione. Parte del pesce è stato trovato in vasche con acqua sporca ad una temperatura non idonea alla conservazione. In un altro controllo, il NAS di Catania ha sospeso un'attività di ristorazione all'interno di un noto centro commerciale della periferia ovest della città, all'interno sporcizia e blatte vicino al cibo. È stata disposta per questa violazione una sanzione di 3.000 euro. Alla scoperta della nave più antica al mondo, in mostra a Gela, dopo 20 anni di studi e un lungo restauro. GR Italia. 5.000 visite in una sola giornata. Si chiude con numeri da record il primo fine settimana del nuovo museo dei relitti greci di Bosco Littorio a Gela. Un debutto che va oltre le aspettative e segna una svolta per la città, che riscopre uno dei suoi tesori più preziosi, una delle navi più antiche del mondo. Dopo anni di attese, ritardi e ostacoli burocratici, la triremia arcaica Gela 1 ha finalmente una sede definitiva. Recuperata nelle acque di Bulala, davanti alla costa gelese, la nave torna visibile al pubblico dopo 2000 anni di silenzio sui fondali. È una perla rara perché coniuga da una parte la storia millenaria del nostro mar Mediterraneo e dall'altra parte esalta l'identità siciliana. C'è un grande fermento culturale a Gela e oggi questa apertura sicuramente terrà a battesimo un volano importante. Con l'apertura del Museo dei Relitti Greci si dà veramente il via a quella che è la nuova era della città di Gela, una città turistica, archeologica e culturale. Varcare la soglia del museo significa salire idealmente a bordo. Lunga 17 metri, la Gela 1 racconta una storia che attraversa secoli e Mediterraneo. Partita dall'Attica, naufragò al largo di Gela, dove rimase sepolta fino al 1988, quando fu individuata da 2 subdilettanti locali. Per me è un onore avere trovato questa nave per il bene del paese e sto provando più emozione oggi che quando l'ho scoperta. Da quella scoperta presero il via 5 campagne di scavo, 20 anni di studi e un lungo restauro, culminato nel trasferimento dei legni in Inghilterra al Mary Rose Institute e nel rientro in Italia nel 2013. Ma il museo non era ancora pronto. Tra contenziosi, ricorsi e rallentamenti, l'edificio è stato finalmente completato solo nel 2023. Oggi il museo si presenta come un polo d'eccellenza con spazi immersivi e percorsi didattici, un complesso pronto ad accogliere anche gli altri 2 relitti scoperti a Bulala. La Gela 1 torna così a navigare non più tra le onde ma nella memoria collettiva, un viaggio che unisce archeologia, identità e futuro e che già nei primi giorni ha trovato migliaia di passeggeri pronti a salire a bordo. Breve pausa e poi la pagina dello sport con il calcio.
Brucia la sconfitta dell'Adriatico per il Palermo che si allontana dalla vetta. Inzaghi dice: non siamo stati gli stessi delle ultime partite. Marco Gullà. La sconfitta di ieri all'Adriatico contro il Pescara potrebbe condizionare non poco la corsa del Palermo verso la promozione diretta. Da paradiso ad inferno, tutto in unica fermata. Sì, perché il Palermo, se avesse centrato ieri i 3 punti, si sarebbe avvicinato notevolmente alla coppia di testa, Venezia e Monza. E invece il KO contro gli abruzzesi rischia di far uscire fuori strada la formazione siciliana. E dire che dopo un primo tempo particolarmente equilibrato, il Palermo la sblocca con il solito Poyampalo. Sembra il gol che apre il via alle danze, ma non è così. A ballare è solo la difesa rosanero. Prima Insigne pareggia, poi nel finale il gol di Meazzi con deviazione beffarda per Joronen. Dopo 14 partite imbattuti, insomma, purtroppo non ci voleva, dobbiamo accettarla, non siamo stati il solito Palermo e se non sei il solito ricadi negli stessi errori di tanto tempo fa. Speriamo sia solo un incidente di percorso e dobbiamo ripartire subito. C'erano tutti gli ingredienti per un pomeriggio memorabile, visti i risultati delle dirette concorrenti, invece i rosanero sono riusciti a rovinare tutto con una seconda parte di ripresa orribile. Primo tempo 0-0 e fatto gol subito come abbiamo pianificato a metà tempo, ma comunque abbiamo secondo me fatto abbastanza, errore tecnico mio, purtroppo il momento chiave della partita ha dato fiducia a Pescara e comunque nonostante di posizione della classifica è piena di ottimi giocatori. Mercoledì altro turno di campionato al Barbera, arriva il Mantova. Finisce 0-0 il primo big match in terra campana del Catania, i rossazzurri pareggiano a Salerno e adesso si troveranno di fronte il Benevento che nel frattempo vola a +7. Marco Carli. 0-0 amaro perché soprattutto nel primo tempo il Catania gioca meglio della Salernitana e perché il pari della Recchi consente al Benevento di allungare in classifica. I Sanniti hanno 7 punti di vantaggio sugli etnei e giovedì le 2 squadre si troveranno di fronte al Vigorito. Toscano nei primi 45 minuti osserva i suoi che creano occasioni, almeno 4 abbastanza nitide, un cross di Casasola su cui non c'è l'intervento decisivo, una conclusione di Donnarumma parata dal portiere campano. D'Ausilio che corre, si accentra, salta benissimo il suo diretto avversario ma non conclude altrettanto bene. E ancora Casasola che di testa indirizza verso l'angolino ma la palla esce. Sono orgoglioso per i ragazzi, poi c'è mancato il gol, lavoreremo anche su quello perché sta capitando troppo spesso che noi per fare un gol dobbiamo creare 7-8 situazioni pericolose, però ripeto, io devo fare solo i complimenti ai ragazzi e sono orgoglioso di loro. Nel secondo tempo non ci sono grandi occasioni, la Salernitana chiude meglio gli spazi, il Catania non soffre ma punge di meno e al fischio finale vede il Benevento scappare, la chiosa la mette Cosmi che fa i complimenti al Catania e poi guarda la corsa al primato. Il Catania fa bene a sperarci anche perché poi la prossima credo giochino subito contro, però nel caso di non vittoria del Catania credo che a 7 punti si può sempre sperare, però solo vincendo ti rimetti in condizioni di creare pressione al Benevento. Credo che nel caso di sconfitta sono tanti punti da recuperare, un pareggio ti lascia un pochino nel limbo, però io oggi ho visto un ottimo Catania. Giovedì sera è stata consentita l'apertura del settore ospiti dello stadio Vigorito di Benevento. Saranno 1.400 i biglietti a disposizione dei tifosi del Catania che vorranno sostenere la squadra in trasferta. I biglietti sono già disponibili attraverso gli abituali canali di vendita. Io mi fermo qui, vi ricordo la prossima edizione alle 14. Grazie per l'attenzione e buona giornata.